Mentre la Regione Veneto intende realizzare la cosiddetta Azienda Zero con una USL per provincia, il governo ha deciso di tagliare oltre 200 esami medici, scatenando la protesta delle regioni. Noi proponiamo al Ministro di affrontare il tema, ma affrontarlo con i costi standard e punendo i non virtuosi, cioè quelli che sprecano. È inutile tagliare prestazioni da una regione come il Veneto che è virtuosa. Azienda Zero va in tutt'altro senso, ovviamente. Significa non aver più 20 uffici tecnici ma averne uno solo, significa non aver più 20 uffici legali ma uno solo, significa ad esempio non fare 20 volte lo stesso concorso per assunzione di infermieri e vedere 5.000 persone che si presentano al concorso, ma farne uno solo e scorrere la graduatoria. Magari significherà anche non avere più 300 dipendenti che si occupano di informatica, ma avere una realtà sola magari che potrebbe averne molti di meno. Questa è l'Azienda Zero, nulla di più. Non avrà ruolo di programmazione, non avrà ruoli particolari e in capo ovviamente a ULS cos'è che lasciamo? Lasciamo che i direttori generali si occupino della salute, della sanità, della pianificazione dei servizi nei territori. Il fondo della sanità viene sempre tagliato, viene sempre limitato, si prevedono, ogni anno si promettono meglio aumenti del finanziamento del fondo sanitario, in realtà non arrivano. Quindi noi come Regione Veneto, l'abbiamo già fatto in passato, ci attiviamo con norme finalizzate a risparmiare dal punto di vista burocratico amministrativo per riuscire a derogare e non tagliare quelle che sono le prestazioni sul territorio. Esistono mille cose che si possono fare: ottimizzazione della spesa, centri unici della spesa, esiste il tema della riunificazione di alcune ULS su base territoriale, non necessariamente provinciale, però per ambiti ottimali. Invece la proposta Zaia prevede solo le ULS provinciali e prevede soprattutto che 8 miliardi non saranno più di competenza di questo Consiglio regionale, ma saranno competenza di un'azienda esterna alla sede del Consiglio, ma esterna anche alla Giunta. Riteniamo che questa cosa sia assolutamente inaccettabile e da respingere al mittente.